al momento una delle voci più autorevoli della letteratura siciliana. L'importante è trasmettere agli altri questo amore per la Sicilia, perché è un po' dimenticato, un po' messo in quello energia. che abbiamo fatto da 17 giorni a questa parte. Bravissimo, infatti. Questo è un percorso meraviglioso di cultura e di questo mio onore di essere qua presente. Ti ringrazio. Grazie a te di essere con noi e di offrirci la tua arte questo pomeriggio. E allora vorrei aprire questa parentesi, diciamo, della poesia dedicando alle madri, alle donne, alle madri, la mia prima poesia, che si chiama Ma io ti chiedo. Lo primo ceuno figlio d'arma mi fece, ciato e essenzia. Lo secondo di bianco colore nutricò di nettare la mia bocca. Lo terzo di carizze la mia faccia. Ma io ti chiedo, vecchio e fracco oceano di tenerezza, fondamento ancora e spirito di vita, sopra gioiazzo a pasce di luri e di bellezza a trattenere i ricordi. Travalgo con dolcezza lo tuo sonno, mentre m'allato, e tu non sai che t'ammiro come t'ammirai lo primo giorno della vita. Oh ma, t'amo, lassa cacciuzzo le tue capelli bianchi, che t'accarezzo la faccia indo mentre lo tuo sonno accarezza chi da me. Un vasone a tia, paradiso senza fine, rosa senza spine. E questo. Io ho la passione della lingua siciliana, cioè anche la passione di tradurre altri poeti in lingua siciliana, per cui ho fatto un lavoro molto importante con il mio Uguale di Dei, un libro di traduzione poetica, con un escursus che va da Saffo a R. Beluga. E niente, adesso ne scelgo una, tanto per rappresentare anche questo argomento. Di Giuseppe Ungaretti, sono una creatura, in siciliano sono una creatura, e mi servo di questa pietra per poterla declamare. Come sta pietra dello San Michele, da così ieda, da così dura, da così secca, da così ostinata, da così completamente senza vita. Come sta pietra è il lume pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.